Abbiamo inaugurato oggi il primo laboratorio dell'ITS Meccatronico Veneto. È il primo laboratorio che riusciamo ad attrezzare perché finora i finanziamenti erano solo per l'ordinario e non c'erano finanziamenti per investimenti. Questo l'abbiamo fatto perché c'è stato l'intervento di Fondazione Cariverona. Abbiamo investito 103.000 euro in un laboratorio che prevede una serie di ambienti flessibili. Da una parte ci sono 12 PLC e 24 computer che permettono esercitazioni di tipo di programmazione di macchine di vario tipo e di automazioni di vario tipo. Poi ci sono due bracci antropomorfi che possono essere programmati e possono interagire uno con l'altro. Alla fine, in un'altra parte del laboratorio c'è una fabbrica simulata secondo il sistema Lean. Questo laboratorio permetterà ai nostri ragazzi, ma non solo a loro, anche ai tecnici delle aziende, di apprendere nuove tecnologie.